Norme igieniche contro il coronavirus spiegate con i fumetti. Autore del lavoro il trevigiano Claudio Calia. Tavole tradotte in arabo e in francese per la Tunisia. Una collaborazione con un'ONG italiana che ha già raggiunto 1 milione di visualizzazioni sui social. Il fumetto può essere utile per arginare il contagio al coronavirus anche perché è un linguaggio che non necessita di così tante parole. Ho realizzato 11 disegni per spiegare le 11 pratiche migliori per arginare il contagio, lo stare a casa, lavarsi le mani, e chiaramente utilizzando il fumetto tu riesci ad andare anche in posti come in Tunisia accade, dove magari hai più del 19% di analfabetizzazione o cose del genere, per cui il fumetto è e può essere un linguaggio potente anche per combattere il coronavirus. Calia è disegnatore e autore di reportage giornalistici a fumetto. Il suo lavoro l'ha portato nel Kurdistan iracheno. Ha raccontato il petrolchimico a Porto Marghera. Dossier TAV ha appena avuto una riedizione. Calia è anche collaboratore di Linus, storica rivista del fumetto. Ora è impegnato in un lavoro collettivo sul Covid-19 per raccogliere fondi per l'ospedale Spallanzani di Roma. Il fumetto sta raccontando la quarantena e io ho deciso di raccontare il dettaglio della vita di chi lavora a casa in smart working con i figli che stanno facendo scuola a casa, e per cui un po' sottolineare le difficoltà quotidiane.